Contro la violenza sulle donne è stato questo il seminario che la CISL, Funzione Pubblica, e l'Associazione di Volontariato Compagne di Viaggio hanno realizzato per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne. Tra i temi correlati all'impegno del sindacato e del volontariato nei confronti delle donne nel mondo del lavoro e nel contesto familiare e civile. In tale ambito anche l'inaugurazione di una mostra Donne e Arte alla sua prima edizione, dal corredo matrimoniale al corredo di oggi, al termine del seminario, in collaborazione con la CISL Anolf, consegnati anche degli attestati di partecipazione al corso di formazione per mediatrice familiare che ha visto anche la partecipazione di ben 14 donne straniere. Questa è una problematica che noi affrontiamo tutti i giorni, abbiamo anche uno sportello antiviolenza all'interno della CISL, quindi è un problema che oggi vogliamo discutere più approfonditamente, ma non perché si tratta di una ricorrenza o di una festa, perché vogliamo mettere un ulteriore tassello a questo tentativo di cambio che stiamo cercando di imprimere alla cultura del nostro territorio. Noi siamo sempre attenti alle problematiche, ormai la violenza non è solo quella di genere, la violenza contro le donne, ormai la violenza sta proprio quasi nel DNA di ognuno di noi, lo vediamo giornalmente nei vari dibattiti. Allora noi vogliamo incidere in questa società attraverso iniziative che facciamo giornalmente e soprattutto per modificare un po' anche i comportamenti che abbiamo all'interno delle stipule dei contratti di lavoro, perché devono stare sempre più attenti alle donne. Le donne hanno una grandissima difficoltà, e questa è la prima violenza, ad entrare nel mondo del lavoro. Se pensate che il differenziale di occupazione tra uomo e donna è circa, c'è una differenza di 20-22%, quindi 22 punti percentuali, e quindi questa è già la prima violenza che facciamo alle donne. Noi vogliamo ripartire da questa considerazione per creare un presupposto nuovo per migliorare anche la vita sociale del nostro territorio. Di solito dedichiamo questo giorno alla celebrazione della donna perché comunque molto spesso si pensa all'8 marzo come un momento di festa, invece noi pensiamo che bisogna soffermare l'attenzione su quello che invece, sulle conquiste che la donna deve ancora compiere, anche perché mentre si è raggiunta la parità sul piano legislativo, sul piano poi operativo e concreto quotidiano non è così, in quanto ancora assistiamo a una disparità dei due generi, specie per quanto riguarda una rigida divisione dei ruoli e per la considerazione spesso della donna. Nell'ambito per esempio delle violenze intrafamiliari la donna è vista come un oggetto. Il compito del sindacato non è solo quello di effettuare proteste, ma anche di quello di dare delle proposte. E noi oggi qui presente l'amministrazione comunale abbiamo voluto fare delle proposte in capo a dei progetti che vorremmo avviare con l'amministrazione comunale anche nei diversi comuni della provincia e che sono di piccole entità sotto il punto di vista economico, che però potrebbe far sì che si portino avanti dei progetti a tutela delle donne che lavorano, anche dei progetti a costo zero che però saranno interessanti e poi vedremo nel momento in cui saranno avviati in collaborazione con l'organizzazione sindacale.